che dunque è arrivato qui al Della Ricca quest'oggi con la volontà di con la Charlie Smuzzane in zona d'attacco invece dopo il recupero del possesso. Proiezione offensiva, si infila in area di rigore Bussi. Tovanelli rilancia a memoria però laddove ci sono solo maglie bianche. Era in attacco l'Este che entra in area di rigore. Sempre Tonizzo ci mette una pezza. E poi il tiro. Calcio di rigore per l'Este, per il fallo. Sul punto di battuta Farinazzo col sinistro. Sordis indovina la traiettoria ma non ci arriva. Palla gonfia la rete del portiere greco del Charlie Smuzzane. Al 40esimo ancora Tonelli entra nel rigore, palla sul sinistro, cross svirgolato, rimane lui in pressione, Burato la rimette in mezzo, sotto via in rovesciata. Bussi salta un paio di giocatori, slalomeggia Bussi, arriva ai limiti dell'area, allarga per Tonelli piazza col sinistro, vola da Fre con la di entrare addirittura. Pallone rimessa di Zuliani. Ovviamente è Nallo, non Zuliani. Nallo. Pignat. Tonelli sul sinistro. Dietro le linee nemiche c'è Sottovia. Con l'ingresso di De Agostini Zuliani è venuto posizione di centrale difensivo con Tonizzo che è avanzato sulla linea dei centrocampisti. Adesso proprio Tonizzo fa partire il destro che impegna l'impatto con la palla. Notiamo anche che nell'Est è entrato Cardellino e c'è un raddoppio. Ora tiro da fuori, questa volta Sordis riesce a respingere. Smuzzane il giocatore sul ribaltamento di fronte. Cardellino cerca il primo palo, la porta sguarnita e alla fine Alon Sachin fissa il 3-0.